Noi oggi siamo arrivati a 3.086 accessi, quindi noi contiamo le persone che hanno fatto i tamponi, ovviamente i nostri Covid point, i nostri punti di riferimento, e di queste già 2.904 sono state caricate sul database e quindi regolarizzate. Dopo 40 giorni di guerra, i profughi arrivati dall'Ucraina nella Marca hanno superato le 3.000 unità. La contabilità aggiornata è dell'ULSS 2, visto che il tampone è obbligatorio per ogni nuovo ingresso. Una trentina i positivi al Covid attualmente al Guicciardini di Valdobbiadene. Un numero basso, evidenziano dall'ULSS, semmai la difficoltà sta nel convincere i profughi a vaccinarsi. Purtroppo per quanto riguarda le vaccinazioni Covid-19 abbiamo un po' di resistenze e fino ad oggi siamo riusciti a vaccinare solo un 20%. Segue quindi l'opera di informazione, materiale apposito anche in ucraino è stato distribuito nelle scuole del Veneto, dove i piccoli già frequentanti sono circa 500 e la didattica tiene conto di tutti. Soprattutto i più grandi tendono molto a seguire da remoto le lezioni delle loro scuole di provenienza, cioè delle scuole ucraine. Alcuni devono anche conseguire, per esempio, il titolo di studio finale dei percorsi di studio e quindi seguono online le lezioni delle scuole ucraine. L'accoglienza intanto resta diffusa sul territorio, così ad Asolo, comune che aderisce al SAI, Sistema Nazionale di Integrazione, dove come in altri comuni si attendono stanziamenti specifici dal governo. Noi abbiamo fatto tutto con risorse nostre, grazie al volontariato, grazie anche a donazioni su un conto corrente che abbiamo aperto dedicato nel comune di Asolo. Ma non è solo l'ente locale, sono anche le famiglie che stanno ospitando che cercano di capire se nel futuro ci saranno delle possibilità di aiuti per chi sta accogliendo, anche noi in primis. Tema quello delle risorse che da tempo viene posto con forza dal sindaco di Spresiano. Di fatto, quando si diventa cittadini di un comune, residenti anzi in un comune, si hanno tutti i diritti e i doveri di quel comune, pertanto anche le spese aumenteranno, è poco ma sicuro.